Presentato ieri sera al Museo Mete di Siculiana il nuovo libro di Giovanni Impastato intitolato Mio fratello, tutta una vita con Peppino, che racconta la storia del giovane giornalista e attivista politico ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978. L'incontro con l'autore è stato promosso nell'ambito delle iniziative culturali dell'estate mediterranea organizzata dal Comune di Siculiana. Ci sono episodi non conosciuti, inediti, che fanno riferimento un po' alla nostra storia partendo dall'infanzia. Possiamo dire che è un libro che mancava sotto certi aspetti perché mette in evidenza un periodo storico importante e fa capire veramente come Peppino ha fatto quelle scelte. Ecco, io sono molto soddisfatto perché credo sia importante completare un po' questa storia perché molti particolari che sono inediti non si conoscevano. Non tutto è rimasto come prima, sono cambiate molte cose, si sono fatti dei passi avanti, molte cose sono cambiate, però ancora c'è molto da fare, c'è bisogno di fare quel salto di qualità, di mettere in difficoltà e possibilmente di sconfiggere la mafia. Con queste iniziative, con iniziative nelle scuole, a livello sociale, a livello culturale, in tutti i modi. Credo che l'estate possa rappresentare un momento per stare insieme anche attraverso argomenti così importanti che aiutano a riflettere. La memoria è fondamentale, noi stiamo lavorando su quello, memoria e identità, perché a volte dimentichiamo una nostra identità che invece è ricca di opportunità che ci proiettano anche nel futuro. Quindi credo che anche stasera la conversazione con l'autore è stata importante perché ci ha fatto capire, intendere ancora una volta, se c'era bisogno, come sia importante curare e prenderci cura delle nostre radici per poter guardare con maggiore fiducia al futuro.